Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel vostro canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi parleremo, da come avete visto mascherine, se le amicizie che frequentiamo in questo periodo della nostra vita sono positive. Quindi faremo 3 bei mazzettini e poi vedremo cosa rispondono le nostre sibille chiacchierine. Però prima di iniziare a fare questo vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti nel canale di The Garden Marietto Veneziano, se lo potete fare, se siete già iscritti meglio. Poi eventualmente attivate anche la campanella per essere avvisati per le novità, perché è sempre interessante essere aggiornati, e vi chiedo anche di venirci a trovare, se volete, nel sito del capitano.altrevista.org oppure nei gruppi di Facebook del The Garden Marietto Veneziano e in quelli di Telegram. Le indicazioni trovate qui sotto in descrizione. Bene cari amici, allora iniziamo con le nostre sibille interattive, che sono anche sibille chiacchierine, con la domanda: le amicizie che abbiamo, se sono positive. Quindi facciamo una bella mischiatina, le nostre sibille chiacchierine, così che vediamo cosa ci rispondono oggi, se le amicizie che abbiamo alla domanda sono positive o ci stanno facendo perdere tempo. Bene, facciamo 3 bei mazzettini, cari amici e amiche, vedete? 3 mazzettini, voi concentratevi sui 3 mazzettini alla domanda: quelle amicizie che abbiamo, se sono positive. Vediamo un po' come si comportano con noi queste amicizie. Quindi mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3. Ripeto, mazzetto numero 3, 2, 1. Eventualmente respirate profondamente, lentamente, sedetevi, magari fermate anche il video, concentratevi sul mazzettino numero 1 o mazzettino numero 2 o mazzettino numero 3. Bene, iniziamo a vedere cosa ci consigliano le sibille chiacchierine oggi. Spostiamo il 2 e il 3 e iniziamo con l'1. Alla domanda: le amicizie sono positive? Sacerdote, gran consolazione, vecchia signora, mercante e nemica. Iniziamole bene qui. Ripeto, sacerdote, gran consolazione, vecchia signora, mercante e nemica. Quindi qui cosa vediamo? Vediamo che queste amicizie sicuramente sono persone affidabili, corrette, giuste, e ci porteranno anche delle gran consolazioni. Sono persone che hanno una certa qualità, una certa stabilità. Alcuni sono personaggi che cercano anche il business, l'affare, ma con intelligenza. E solo una donna di questo gruppo di amicizie, vedete, la nemica, pettegolezza un po' e porta un po' di malcontento nel gruppo, ma comunque tutto sommato diciamo che l'80% di questo gruppo che voi frequentate, le vostre amicizie, sono estremamente positive. Chi porta consolazione, chi stabilità, chi affari e chi giustizia. Quindi nel primo mazzetto le nostre sibille chiacchierine ci dicono che la situazione è molto molto positiva con questi tipi di amicizie. Bene, sono contento perché il primo mazzetto è proprio un bel mazzettino. Passiamo al mazzettino numero 2 della stesa e vediamo cosa ci dicono. Ammalato, giovane fanciulla, morte, amica e pensiero. Guardiamole ancora di nuovo assieme. Ammalato, giovane fanciulla, morte, amica e pensiero. Qui invece nella stesa numero 2 vediamo che ci saranno degli abbattimenti morali con queste amicizie. Alcuni sono giovani, però vediamo che questa gioventù porta anche dei distacchi, delle inimicizie. Vediamo anche che c'è solo un'amica che cerca di portare a armonia e voi siete in pensiero. Quindi io dico che dall'ammalato di partenza vediamo che queste amicizie vogliono cambiare, vogliono rinnovarsi, vogliono guarire con voi, insieme a voi, però purtroppo c'è questa fanciulla che porta, vedete, un po' di cambiamento e di squilibri nel gruppo.
c'è sì un'amicizia che c'è, ma voi vi sentite in questo momento in pensiero per questi tipi di amicizie che voi frequentate. Sarebbe cercare di smussare, come si suol dire, i collegamenti con alcuni del vostro gruppo, della vostra cerchia, perché vedo che con la morte e l'afflizione e l'ammalato c'è poco da fare. Al massimo avete in questo gruppo solamente una persona che vi può aiutare, ma voi siete in pensiero, vedete, cercate come si dice, di raffreddare gli animi, ma purtroppo la morte parla chiaro. Questo gruppo di amicizie che voi avete non sono per niente positive. Bene, vediamo il mazzetto numero 3, quindi il mazzetto numero 2, attenzione, molto attente, perché vi porteranno solo pensieri questi tipi di amicizie. E vediamo il mazzetto numero 3, la stesa, bel vedere, allegrezza di cuore, ladro, deliranti e disgrazia. Vediamo bene, bel vedere, allegrezza di cuore, ladro, deliranti e disgrazie. Allora, questo gruppo invece di amicizie che ci frequentiamo, abbiamo sempre piacere di incontrarle, perché vedete, abbiamo bel vedere e allegrezza e non siamo contenti, ma nel gruppo c'è qualcuno che rema contro, c'è qualcuno che di nascosto rema contro, entra, non ha ancora rubato niente, però vi porterà a esaltarvi, a portare delle discordie nel gruppo, e alla fine sarà un fracello, perché vedete, disgrazia, fuoco, incidente, disastro. Questa carta è molto molto pesante, quindi voi partite con il piede giusto, cercate un'allegrezza di cuore, una riunione con questo tipo di amicizie, però purtroppo le 3 carte finali portano alla conclusione nefasta. Quindi chi ha scelto il mazzetto numero 3, mi raccomando, scelga subito nuove amicizie che deve frequentare, perché purtroppo le ultime 3 carte remano contro. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano ha fatto questa stesa. Rifacciamo un riepilogo: primo mazzetto molto bene, secondo mazzetto così così, e il terzo mazzetto decisamente fuori posto. Quindi cambiate. Chi ha scelto il mazzetto numero 3, le sibille chiacchierine ci dicono che è meglio cambiare aria. Bene, è finita anche qui per oggi la stesa del vostro Marietto Veneziano con le sibille chiacchierine. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale del Decade Marietto Veneziano, di iscrivervi, eventualmente attivate la campanella per le novità anche di magia, esoterismo, radionica, radiestesia. E qui il vostro Marietto vi saluta, grazie e alla prossima, ciao.